Amici podisti, ben ritrovati a tutti quanti. Oggi siamo di nuovo qua per parlare della Cormor Ultra. Ormai ci stiamo avvicinando, manca poco meno di un mese, quindi ci siamo quasi. Ci siamo a questa sesta edizione, ricordiamo domenica 21 ottobre 2012. E oggi presenteremo il programma di tutta la manifestazione in maniera un po' più dettagliata, parleremo e daremo tutte le informazioni che possono essere utili a tutti voi che volete partecipare o anche che siete già stati magari, e anche a chi si avvicina per la prima volta a questa manifestazione. Un po' di informazioni sul percorso, sulla logistica, presenteremo un po' tutta la giornata, e lo faremo col presidente e col vicepresidente del gruppo Marciatori Udinesi, che è la società che organizza la Cormor Ultra. Bene, eccoci qua. Allora, come vi avevo detto prima, siamo col presidente Fiorentino Benolic e col vicepresidente Lorenzo Corattini. Adesso un attimino, allora ricapitoliamo, come abbiamo detto prima, con qualche notizia, con qualche informazione in più sul programma della manifestazione. Abbiamo detto siamo arrivati alla sesta edizione, quindi bene, la manifestazione è cresciuta rispetto all'anno scorso. Penso che anche quest'anno le prospettive per avere una buona partecipazione sono. Dici magari se c'è qualche novità, qualche cosa di nuovo rispetto agli anni scorsi, magari possiamo partire sul numero chiuso che abbiamo messo sulla competitiva. Lascio a te il microfono, dai. Allora, alcune informazioni di base, poi alcuni piccoli suggerimenti. Allora, quest'anno abbiamo puntato ad avere un numero chiuso per questioni organizzative, per rendere, diciamo così, più efficace l'organizzazione, per semplificare anche tutte le procedure di iscrizioni che quest'anno verranno fatte attraverso il Enter Now, che è un sito appunto online atto alle iscrizioni via web. Per cui chi entra nel nostro sito può trovare anche tutti i dati e anche i riferimenti più precisi, o attraverso Volantino, dove abbiamo tutti i riferimenti per riuscire ad iscriversi alla nostra manifestazione. Dicevamo che andiamo oltre un po' alle solite indicazioni tecniche del percorso, che ormai tutti conoscono, un bellissimo percorso, molto diciamo così, non troppo complesso, leggermente in discesa. Il terreno è ottimo, quindi su un terreno misto, con una propensione, diciamo così, alla fuoripista, non impegnativo, quindi non tanti sassi, è un fondo buono, diciamo così, che non crea grandi problemi ai corridori. Oltre a questo avremo un ottimo servizio, come sempre, di ristori, quindi 8-9 ristori sul percorso, molto forniti, dall'acqua, vivande energetiche, frutta, insomma dei ristori molto forniti, e per cosa molto importante un pranzo finale molto vario e assortito, con pasta, patatine, affettati locali, formaggi e beveraggi di tutti i tipi. Quindi vi viziamo, cercate di venire in massa, perché insomma merita. Ecco. Questo è stato già fatto gli altri anni e tutti si sono trovati veramente molto bene, per cui invito tutti nuovamente a partecipare. Passo anche la parola a Corattini per alcune indicazioni tecniche in merito alla nostra corsa. Sì, ancora due cose. Diciamo che c'è anche la presenza del medico, no, sul percorso, come l'anno scorso ci sarà la bicicletta davanti che apre e quella in coda che chiude, quindi l'ultimo non sarà lasciato solo, perché ci sarà la bicicletta che comunque lo segue, e quindi è in buone mani. Un incoraggiamento, ecco. Persona ottima, quella che lo fa ormai da 6 anni, è diventato un nostro fiore all'occhiello, persona molto umana, che darà la mano anche a veramente chi soffre di più degli altri, insomma. Certo, quindi diciamo che i partecipanti saranno seguiti, comunque anche diciamo ai ristori ci sarà sempre la possibilità di contattare per chi deve ritirarsi, quindi necessità specifiche, insomma c'è il contatto diretto con la sala Bottoni a Marano, dove eventualmente, insomma, per qualsiasi necessità siamo pronti.
Poi cosa possiamo dire ancora di coso tecnico? Il servizio docce. Abbiamo un servizio docce, speriamo che quest'anno ci sia l'acqua calda, perché l'anno scorso è andato in blocco il circuito, cioè va bene, è stato un contrattempo che non dipendeva da noi. Ottimo servizio di massaggi per quelle persone che hanno i problemi o che vogliono comunque recuperare più facilmente dalla fatica. Ecco, diciamo che ci sarà la corriera, no? Che dalla partenza di Marano partirà alle 6:30, no? E porterà per la lunga e porterà i podisti fino a Buia, giusto? Perfetto, sì, alle 7:30 arrivano, alle 8 si parte e quindi Ecco, potranno lasciare le borse sulla corriera, eventualmente poi le borse verranno messe a Zugliano, dove c'è anche la partenza della non competitiva, per le necessità, se vogliono cambiarsi il vestiario, diciamo circa a metà percorso, è una cosa che insomma è una necessità che si fa, e quindi anche da questo punto di vista possono contare anche sul cambio del vestiario eventualmente. Allora, adesso Lorenzo, un attimino, dai, 2 parole ancora sul percorso, come già anticipato il Presidente, che poi anche, insomma, sappiamo che l'ha fatta, insomma, più di una volta, quindi lo conosce bene. Diciamo che è un percorso quasi tutto susterrato, no? Poco asfalto, quindi pochi pericoli di macchine. I primi 20 km percorriamo Lipovia interamente e adesso continua tu. Sì, è un percorso tranquillo, rilassante, un po' per tutti. Chiaramente i primi, beati loro che arrivano in 5 ore e mezza o poco più, non hanno problemi di nessun genere, poi sono normalmente avvezzi a tutti i fondi e quindi arrivano in fondo in scioltezza. Quelli che come noi ci impiegano un po' di più e quindi vanno sulle 6 ore e mezza, 7, qualcuno 7 e mezza, 8 eccetera, chiaramente sanno che affrontano un percorso impegnativo, non per il fondo, non per le condizioni, siamo in un periodo dell'anno abbastanza favorevole. Certo, la pioggia potrebbe creare dei problemi, però 2 anni fa l'abbiamo fatta con pioggia battente dall'inizio alla fine e nessuno ha avuto problemi. Sì, un po' di freddo c'è, ma correndo ci si scalda. Chiaramente bisogna abituarsi, soprattutto chi non fa una maratona alla settimana, a soffrire gli ultimi chilometri. Però appunto i ristori ci sono, non serve portarsi dietro niente, poi sappiamo che come tutti abbiamo la nostra copertina di Linus che si chiama barretta di quel tipo o dell'altro. Poi ognuno sa regolarsi, sì, no? Però appunto si è controllati e seguiti, quindi non ci sono problemi. Gli ultimi chilometri sono un po' noiosi e faticosi, però gli ultimi 100 metri ti ripagano di tutto. Quindi un invito anche a chi fino adesso si è fermato alla maratona ad affrontare una distanza più lunga, sono 69 chilometri. Sembra tanto di più, se uno pensa come arriva ai 42 chilometri della maratona e dice ma ne devo fare ancora 17, non viene a farla. Però la corsa lunga è diversa, si parte con più calma, chiaramente non bisogna andare al massimo come non si fa tra l'altro neanche alla maratona, e si va giù tranquilli, si arriva in fondo, garantisco. Io non ho mai fatto grandi allenamenti, quelle 3 volte alla settimana, perché il tempo è quello che è, distanze umane, quei 55 km alla settimana quando va bene, di media, però i 69 li ho fatti anche con tempi che per me chiaramente sono più che soddisfacenti, 6 ore e 20, e si può fare tranquillamente. Ecco, avete sentito, quindi come ha detto Lorenzo giustamente, un percorso che è alla portata, diciamo, di tutti, insomma, chi è allenato già sulla maratona, insomma, può fare anche quel passo lì senza grossi problemi di sorta. Quindi percorso, ecco, c'è da dire, magari possiamo dire che ci potrebbero essere delle piccole variazioni se il tempo, magari ci sono delle piogge come è già successo, piccole variazioni di percorso per i guadi che sono da attraversare, ma insomma poca roba. Per il podista la paura peggiore è il caldo.
Mi ho fatto un 3-4 volte il passatore, l'anno che mi è andata peggio è un anno che siamo partiti da Firenze con 38 gradi e quello stronca. La pioggia sì, chiaramente devi partire con un abbigliamento adatto, però insomma, poi la reggi senza particolari drammi. Quindi anche, ecco, anche il percorso, insomma, se non ci sono grossi problemi di piene, di piogge abbondanti, è quello e non crea problemi. Comunque, come avete sentito, insomma, è controllato, viene fatta anche la ricognizione all'ultimo, quindi qualsiasi cosa è sotto controllo. Insomma, possiamo dire che possiamo garantirlo, no? Ormai dopo 6 edizioni diciamo di sì. Bene, come avete sentito c'è anche la non competitiva, 36 km, partenza da Zugliano alle ore? Alle ore 10. 10, sì, anche quella c'è la corriera che sempre partenza da Marano e li sbarca proprio alla partenza di Zugliano, quindi... Alle ore 9, alle 9:30 siamo in piazza a Zugliano, alle 10 si parte per la corsa. Quindi incomodità... E cosa importante, anche quelli che fanno la mezza hanno pasta asciutta, patatine, e affettato, eccetera. Vale per tutti, ecco, quindi... Pacco gara, medaglia... Ecco, quindi diciamo... ci sono tutte le prerogative per arrivare alla fine, perché insomma anche dopo ci sarà così da divertirsi e da passare il dopogara insieme. Altro direi che non c'è da dire, insomma le iscrizioni stanno andando bene, mi pare, no? Che stanno rispondendo bene, insomma manca ancora meno di un mese, quindi sappiamo che su questo tipo di corse all'ultimo, ecco, viene il grosso delle iscrizioni. Possiamo già dire qualche nome che ci sarà, oppure ancora puoi svelarci qualcosa? C'è un grosso gruppo che praticamente fa solo ultramaratone veneto, che ha iscritto 12 dei suoi atleti più forti, di solito sono un nucleo molto compatto di gente che corre molto forte. Insomma. Abbiamo molte iscrizioni anche dalla provincia di Pordenone e i soliti noti, quelli molto forti, lo fanno all'ultimo momento perché insomma, vogliono essere in piene condizioni per fare un'attività del genere. Comunque insomma quelli i primi degli altri anni abbiamo avuto sicuramente ci sono. Salvo contiamo di avere insomma i vincitori dell'anno scorso, quindi niente, direi che abbiamo dato, speriamo insomma di essere stati chiari ed esaustivi per chi ci segue. Anche chi si avvicinerà la prima volta, insomma una buona ragione penso per averli invogliati a provare anche questa corsa. Niente, allora non ci resta che aspettarvi alla partenza di Buia domenica 21 ottobre, ore 8, ricordiamo. E di vederci tutti all'arrivo, specialmente a Marano, perché è importante l'arrivo. Insomma. Importante l'arrivo, comunque insomma contiamo di ritrovarci lì, quindi rifinite gli allenamenti, come sempre vi lascio dicendovi buoni allenamenti, ci vediamo per la 6ª edizione della Cormor Ultra domenica 21 ottobre. A presto!